Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Carambola mortale sull'autostrada A20 Messina-Palermo all'altezza della galleria Telegrafo. 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite. Le 2 vittime non avevano la patente. In 6 mesi i flussi migratori nel Mediterraneo centrale sono aumentati del 140%. A Catania il direttore esecutivo di Frontex fa un bilancio dell'attività dell'agenzia. Siamo qui per cooperare nel salvataggio di vite umane. Dopo 24 anni ci hanno restituito la verità. A TG Sicilia parla Francesco Sceri subito dopo la condanna dei 2 ex caporali per la morte del fratello Emanuele nella caserma della Folgore a Pisa. Fine settimana da Bollino Rosso, in Sicilia arriva Caronte, già all'opera i volontari della Croce Rossa per assistere anziani, ammalati e fragili. Sul fronte sicurezza la regione approva il nuovo piano antincendi. Il Liotru torna a Piazza Duomo a Catania dopo un restauro durato qualche mese. Davanti a turisti e curiosi svelato il monumento simbolo della città. Il Tempio di Zeus raccontato dagli archeologi, per un giorno trasformati in guide turistiche d'eccezione. Calciomercato, primo acquisto del nuovo Catania di Tabiani, in rosso-azzurro arriva l'attaccante Chirico. Ancora buona serata e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con il tragico incidente nella notte sull'autostrada Messina-Palermo, subito dopo la galleria Telegrafo. 3 auto coinvolte, 2 morti e 3 feriti, di cui 2 trasportati al pronto soccorso in condizioni molto gravi. Pensate, i 2 conducenti non avevano la patente, o meglio uno ce l'aveva sospesa e l'altro revocata. Ce ne parla Francesco Triolo. Che quello sia un tratto pericolosissimo è noto a tutti. Sulla A20, l'autostrada Messina-Palermo, la galleria Telegrafo è considerata una trappola in cui prestare la massima attenzione. Si procede ad una corsia, ancora, dopo l'incendio che portò anche alla chiusura dell'autostrada lo scorso dicembre, con dei birilli a protezione. Questa notte l'ennesima tragedia era appena trascorsa l'1:30 quando una carambola di auto ha scatenato l'inferno all'altezza del viadotto Giudici, in direzione Palermo. Il bilancio complessivo è di 2 morti e 3 feriti, 2 dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. I morti sono Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina, che si trovava alla guida della prima auto, e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, conducente della terza auto, su cui viaggiava anche la compagna, rimasta ferita. A bordo della seconda auto, una BMW, invece, una famiglia, padre, madre e il figlio. Secondo i primi accertamenti, una delle vittime aveva la patente sospesa e l'altro revocata. Il traffico in autostrada è rimasto bloccato sino alle 3:30 quando la polizia stradale di Messina ha deciso di chiudere il tratto interessato, facendo tornare indietro le auto in contromano e riaprendolo soltanto dopo le 8 della mattina. Questo anche per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno attivato delle squadre dal distaccamento nord e che, dopo l'autorizzazione del magistrato, hanno estratto da 2 dei 3 veicoli coinvolti i corpi e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area interessata dall'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la prima auto, un Audi, avrebbe urtato il guardrail e si sarebbe cappottata, venendo poi centrata in pieno dalla seconda e dalla terza vettura, un'altra Audi, che non sono riuscite ad evitarla. Le vittime sono i 2 conducenti della prima e della terza auto. L'incidente ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sulle autostrade siciliane, in particolar modo la Messina-Palermo e la Messina-Catania, dove sono diversi cantieri in atto con pericolosi restringimenti di carreggiata. E vediamo notizie di un altro incidente mortale, perché l'impatto con un trattore è stato fatale per un 38enne in sella alla sua moto. Ha perso la vita appunto in un incidente lungo la provinciale che collega Avola al Lido di Noto. Le condizioni del 38enne sono subito apparse gravissime, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nessuna conseguenza invece per il conducente del trattore, che è rimasto illeso. Sarebbe stata una corsa clandestina tra auto la causa dell'incidente mortale di circa un anno fa avvenuto a Corleone. In quel tragico impatto del 15 maggio 2002 persero la vita un 16enne e un 18enne. Ce ne parla Marco Gullà.
15 maggio 2022, due ragazzi di Corleone di 16 e 18 anni, Rosario Leto e Giulia Sorrentino, morirono durante un incidente stradale. A distanza di 1 anno e 2 mesi, dopo accurate indagini, i carabinieri hanno scoperto che quel tragico incidente potrebbe essere stato solo la conseguenza di una corsa clandestina fra 3 auto. E come è emerso dalle indagini, alla guida della Fiat Punto, su cui viaggiavano i 2 ragazzi, poi morti, ci sarebbe stato un amico e non, come sembrava inizialmente, una delle vittime. I carabinieri hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti di un 19enne e di un 22enne indagati in concorso per aver partecipato a una gara clandestina e per aver provocato, con cooperazione delle rispettive condotte, la morte di Rosario Leto e Giulia Sorrentino. In un primo momento si era ipotizzato che alla guida, nonostante l'età non glielo consentisse, ci fosse Rosario Leto, al quale il padre avrebbe prestato la macchina a patto che a guidarla fosse stato l'amico maggiorenne. Dall'attività investigativa però sarebbe emersa un'altra ipotesi sulla quale stanno ancora lavorando investigatori e inquirenti. Il 16enne non stava guidando e l'uscita di strada sarebbe stata legata a una corsa clandestina fra 3 macchine. Sull'auto del padre di Leto ci sarebbe stato l'amico 19enne, sulla seconda il ragazzo di 22 anni, mentre continuano le indagini per risalire all'identità del terzo automobilista. Indagini ancora in corso, sono diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell'auto incidentata non ci fosse Leto, ma un altro soggetto sopravvissuto all'incidente. Matteo Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato condizionato nel processo che lo vede accusato di estorsione davanti al GUP di Gioia. L'istanza era condizionata all'esame delle persone offese Giuseppina Passanante, figlia di un prestanome del boss, e il marito che, secondo l'accusa, il capomafia avrebbe minacciato per riavere un suo terreno a loro intestato fittiziamente. Messina Denaro ha sostenuto di avere solo scritto una lettera alla donna per riavere ciò che in realtà era suo e il boss, detenuto all'Aquila, non ha partecipato all'udienza. Il direttore esecutivo di Frontex, Hans Littens, oggi al porto di Catania ha tracciato un bilancio delle attività dell'agenzia. La rotta del Mediterraneo resta la principale e segna, pensate, un incremento di più 140% dei flussi migratori rispetto allo scorso anno. Ce ne parla Emanuela Corsi. Da 2 giorni in Italia per affrontare i temi della criminalità transfrontaliera e del sostegno alle operazioni di salvataggio in mare. Hans Littens, direttore esecutivo di Frontex, oggi al porto di Catania, sottolinea il ruolo e l'impegno dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera nel supportare gli Stati membri, soprattutto l'Italia, nella protezione dei confini. Secondo il bollettino di Frontex, in Italia gli arrivi di migranti nei primi 6 mesi sono aumentati del 140% rispetto allo scorso anno. Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria. Il numero di rilevamenti è salito a più di 65.000, il dato più alto su questa rotta dal 2017. L'Italia sta affrontando una grande sfida in termini di flussi migratori che stanno aumentando sia nel Mediterraneo centrale che nel Mediterraneo dell'Est, dalla Turchia sino alla Grecia e poi in Italia. Penso che sia importante dimostrare che siamo qui a proteggere le nostre frontiere, ma anche per salvare vite. Littens, dopo l'incontro a Roma al Ministero dell'Interno, parla inoltre dei rapporti con il nostro paese e sottolinea: penso che la cooperazione con l'Italia in realtà sia molto buona. E dopo 24 anni arriva la sentenza nel caso della morte di Lele Sceri. 2 ex caporali della Folgore sono stati condannati a 26 e 18 anni di carcere per omicidio volontario. La famiglia straziata si abbandona alle lacrime, la famiglia che non si è mai arresa e che ai nostri microfoni, attraverso il fratello, dice finalmente è stata restituita la verità. Ce ne parla Giusy Lazzaro. Lele Sceri, 26 anni, non cadde da solo dalla torre di lancio della caserma Gamerra di Pisa. Quella terribile notte del 16 agosto del 1999 il paracadutista di leva fu ucciso. La sentenza della Corte d'Assise di Pisa arriva a 24 anni e condanna per omicidio volontario in concorso 2 ex caporali della brigata Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, a 26 anni e 18 anni di reclusione. Un verdetto accolto tra le lacrime del fratello Francesco Sceri. La madre, Isabella Guarino, non era in aula. Questo restituisce anche la parola verità su quello che è successo quella tragica notte del 13 agosto del 99.
dove mio fratello ha perso la vita in caserma per opera di questi 2 ex caporali. Sicuramente è una tappa importante, ma non è ancora la parola fine. Verità che hanno cercato senza sosta i familiari. Il padre di Emanuele, Corrado, scomparso nel 2011, era convinto che fosse stato aggredito e che non si è potuto difendere da chi lo ha circondato. Ha lottato con la sua famiglia piegata dal dolore, ma forte in questi anni contro i muri di gomma che volevano mettere a tacere anche sulla dinamica di quello che era realmente successo. L'ex Parà fu vittima di atti di nonnismo. Cercò di sfuggire alle angherie dei 2 ex caporali che lo avrebbero picchiato anche dopo che lui era salito sulla torretta, facendolo precipitare. Il giovane Parà restò agonizzante a terra fino alla morte. Solo dopo 3 giorni fu ritrovato il suo corpo. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella erano assieme a un terzo commilitone, Andrea Antico, assolto nel novembre di 2 anni fa con rito abbreviato. A dare input alle indagini anche la commissione parlamentare d'inchiesta che aveva stabilito che Scieri non si era suicidato. Subito dopo, nel 2018, riaprì le indagini l'ex procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, che adesso, all'arrivo della sentenza, dice: «È stata data una risposta a una famiglia che chiedeva giustizia. Occorreva fare qualche approfondimento in più sulla vicenda». Adesso ci occupiamo del meteo. Fine settimana da bollino rosso in alcune città siciliane. Le alte temperature mettono a rischio la salute di anziani e fragili che però adesso possono rivolgersi anche alla Croce Rossa per avere un aiuto. Intanto la Giunta Schifani, la Giunta regionale, ha approvato il nuovo piano antincendio. Ce ne parla Simona Mazzone. Arriva Caronte in Sicilia e con l'anticiclone africano le temperature toccheranno i 40 gradi su molte città tra sabato e domenica. Nell'entroterra si sfioreranno i 50 gradi, tanto che il fine settimana è da bollino rosso a Catania e Messina. Domenica si aggiungerà anche Palermo. Queste condizioni climatiche, che perdureranno per le prossime 2 settimane, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto per anziani e fragili, e la Croce Rossa ricorda il numero 1520 per consigli e supporto. Il numero di pubblica utilità 1520, che è attivo tutto l'anno H24, 7 giorni su 7, in questo particolare periodo dell'anno sta ricevendo numerose telefonate da parte delle persone anziane che maggiormente sono sofferenti di questo clima così torrido, quindi si rivolgono a Croce Rossa per avere dei consigli anche semplici o ci consentono di intercettare anche dei bisogni banali, e noi molto spesso siamo anche in grado di offrirgli, tramite la nostra rete di volontariato, anche un po' di compagnia a domicilio, di telecompagnia che gestiamo direttamente dalla centrale. Allerta caldo fa rima con incendi boschivi. Nel pomeriggio un vasto incendio in zona Paternò. Le fiamme hanno coinvolto un casolare e la zona alberata che si estende su 4 ettari di terreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sono numerosi i roghi divampati già dall'inizio della stagione, sia spontanei che dolosi. In questo senso la Giunta Schifani ha approvato il nuovo piano antincendio per il triennio 2023-2025. Arrivano nuove tecnologie satellitari e grazie alla stipula di un contratto lo scorso dicembre da parte del governo sono stati acquistati 120 nuovi mezzi, 12 dei quali verranno consegnati entro questo mese. A Catania l'amministrazione comunale in difesa del decoro urbano. Il sindaco Enrico Trantino firma un'ordinanza per punire chi sporca, chi imbratta, chi occupa impropriamente spazi pubblici o privati sotto sorveglianza, soprattutto il centro storico. Multe di 100 euro per i responsabili. Il servizio di Orazio Longo. Lotta a chi sporca, a chiunque metta in atto comportamenti in contrasto col decoro, con la vivibilità, con la decenza urbana, come ad esempio l'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani. 100 euro di multa per chi imbratta con spray o vernici. E quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Catania Enrico Trantino a garanzia della vivibilità urbana e della percezione di sicurezza nella città, sotto attenzione in particolare il centro storico. In base a questa iniziativa non si potrà stazionare nelle zone interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie agli altri avventori. Una risposta anche alle numerose richieste dei residenti che in diverse occasioni si erano lamentati della invivibilità in alcune zone della città, soprattutto a tarda sera. Purtroppo alcune condotte si ripetono, ha spiegato il sindaco Trantino. Abbiamo pensato allora a un'ordinanza sindacale per arginare i fenomeni che sono in contrasto con la vocazione turistica della città e il suo patrimonio storico.
Con un'altra ordinanza è stata vietata dopo le ore 21 la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e lattine. 2 tonnellate di cocaina purissima del valore di $500 milioni sono state bruciate oggi in un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. State vedendo le immagini, oltre 1.600 i panetti di probabile origine sudamericana che erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania la scorsa primavera al largo di Augusta. Considerato l'enorme valore sul mercato della droga, per lo smaltimento è stato approntato dalle Fiamme Gialle un imponente servizio di scorta con l'intervento di unità antiterrorismo. E adesso vi ricordiamo che potete, se volete, inviare le vostre segnalazioni alla nostra rubrica Ditelo al vostro TG. TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori, quindi vi invitiamo a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano delle denunce. Tantissimi messaggi dopo il nostro servizio sulla fognatura a cielo aperto a Librino, dunque continuate a scriverci con altre storie da altre località da tutta la Sicilia. Vi ricordiamo i nostri contatti, sono il 342 745 5005 e ci occuperemo delle vostre segnalazioni, pensate, 24 ore su 24, quindi ditelo al vostro TG, insomma segnalateci tutto quello che non va. Adesso restiamo a Catania, anzi andiamo a Siracusa, dove spostiamoci a Catania, dove è stato svelato il liotro, la statua simbolo della città, la statua dell'elefante. Dallo scorso aprile il liotro, l'elefante in Piazza Duomo, è stato interessato da lavori di restauro. Questa mattina la cerimonia della consegna alla città alla presenza delle autorità. Il servizio. Piazza Duomo a Catania si sveglia così, ultimi ritocchi per la cerimonia prevista per metà mattina. Dell'elefante si vede solo la proboscide, ma curiosi e turisti sono in attesa che venga tolto il velo. Cosa aspettate? Di vedere un benestauro. Dei miglioramenti. Pronti per immortalare? Siamo qui per questo. Siamo in attesa dell'elefante, siamo appena arrivati. Sindaco, torna l'elefante a Catania. Diciamo che ogni città si riflette nella sua memoria e l'elefante è un punto certo. Non avrei pensato quanto potesse mancare il nostro liotro ai catanesi se non avessi colto le richieste pressanti. Ma quando è che scumigliamo? Il liotro, come viene da tutti riconosciuto, l'elefante di Piazza Duomo, è il monumento simbolo di Catania, con la sua fontana alla base dell'apparato marmoreo, ora completamente rigenerato. I lavori di restauro erano iniziati lo scorso aprile, oggi la consegna, ed ecco la differenza tra prima e dopo. Sono state analizzate le tipologie di marmi, il grado di degrado dei marmi, una sfida grossa che abbiamo affrontato, l'abbiamo risolto e siamo riusciti a ripristinare l'impianto idrico. Il prossimo intervento di immediata esecuzione sarà quello del rifacimento della pavimentazione, che faremo sempre in house, sempre sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza di Catania. I lavori di restauro sono stati finanziati con la tassa di soggiorno, ma non solo Piazza Duomo. Interventi di riqualificazione sono in programma infatti da lunedì prossimo, come annunciato dall'assessore alle manutenzioni Petralia, per la pulizia delle caditoie e dei tombini in città. Adesso andiamo a Siracusa, dove per un giorno il piccolo ma affascinante tempio di Zeus è stato aperto al pubblico. 2 colonne, un'area tutta da scoprire. La particolarità è quella che la visita è stata guidata dagli archeologi che ne stanno curando i lavori di restauro. Eva Spampinato. Perché anche durante la nostra attività di pulizia abbiamo notato che c'è una differenza tra questo tipologia di calcare e quello che abbiamo trovato ad esempio al di fuori. Non sono semplici guide turistiche, ma molto di più. Loro sono gli archeologi della missione congiunta Parco Archeologico di Siracusa Università Federico II di Napoli, che stanno lavorando qui nei resti del piccolo ma affascinante tempio di Zeus Olimpio, conosciuto anche come 2 colonne, a qualche chilometro dal centro di Siracusa. Un sito solitamente chiuso che ha aperto le porte per un giorno ai visitatori con la presenza degli studiosi di archeologia. Tutta questa attività di studio e di indagini indirette sono anche propedeutiche anche ai lavori che necessariamente devono essere fatti per rendere fruibile il sito. Il caldo non ha fermato l'afflusso di turisti e appassionati di storia. Ne valeva la pena venire per vedere il tempio di Zeus. È da molti anni che
volevo farlo. Poi abbiamo nostra figlia che fa parte del gruppo di lavoro, quindi un motivo in più per esserci, perché sono cose che fanno bene all'uomo in generale. Non siamo mai riusciti a vederlo dal vivo, almeno da così vicino. Quindi è bello anche sapere un po' dagli archeologi in cosa consiste il loro lavoro. Una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli ha portato studenti ed esperti qui al lavoro con i colleghi siracusani. Ricercare e valorizzare sono le parole d'ordine. Noi stiamo lavorando per fare un nuovo rilievo del sito, per capirne la storia in età greca, ma anche quello che accade al sito in età medievale, in età moderna, fino all'età contemporanea. Un luogo scelto dai greci non a caso, nel IV secolo a.C., come oggi. Da qui si vedono le acque del Porto Grande. Il maestoso tempio adesso è quasi scomparso. La location suggestiva e il suono delle cicale però rimangono. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, subito dopo ritorneremo per parlare di calcio perché il Catania ha ufficializzato il primo acquisto. Ve lo sveleremo subito dopo la pubblicità. Allora, credo che sia in diretta, è partita la nostra sigla finale, però insomma noi ritorniamo perché abbiamo ancora qualche notizia da darvi all'interno del nostro telegiornale. E dunque è ufficiale, vi avevo detto prima di andare in pubblicità che avremmo parlato di calcio, è ufficiale, Cosimo Chirico è il primo acquisto del Catania in questa sessione di calciomercato estivo. Ce ne parla Angelo Gagliano. In città da qualche ora Cosimo Chirico è pronto per la nuova avventura in rosso-azzurro, corteggiato da diversi club, alcuni dei quali anche di Serie B. L'attaccante, che ha rescisso il suo contratto con il Crotone, alla fine ha preferito il club del presidente Pelliga. L'ingaggio di Chirico è il primo acquisto del Catania in vista del prossimo campionato di Serie C e rappresenta un colpo di prima fascia. La sessione estiva della campagna trasferimenti comincia dunque sotto i migliori auspici. Ultima stagione a Crotone, Chirico ha al suo attivo oltre 300 presenze in Lega Pro. Negli ultimi anni è stato sempre tra i protagonisti in tutte le squadre in cui ha giocato. Lo scorso anno ha realizzato 14 gol e 39 gare proprio con il Crotone. Adesso è pronto a dare il suo contributo alla causa rossa-azzurra. Il mercato del Catania già nelle prossime ore farà comunque registrare ulteriori nuovi ingressi. Il DS Antonello Laneri sta lavorando per assicurare a Tabbiani una rosa di alto profilo, della quale dovrebbe fare parte anche Marco Chiarella, che in Serie D lo scorso anno ha fatto molto bene ai piedi dell'Etna. L'operazione è in via di definizione. Il Pescara, vista la volontà dell'esterno d'attacco di proseguire in rosso-azzurro, è pronto ad assecondare il desiderio di Chiarella. L'ex Pordenone Roberto Zammarini è un altro obiettivo del Catania. Il 27enne centrocampista arriverebbe a parametro zero ed ha il gradimento di Tabbiani per la mediana. Sempre in mezzo al campo, il club etneo è sulle tracce di Riccardo Ladinetti, ex Cagliari e Pontedera. Il ritiro degli etnei, lo ricordiamo, scatterà fra una decina di giorni. Facile ipotizzare dunque che già nelle prossime ore saranno annunciati altri rinforzi. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale di questa sera, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà domani alle 7:30. Allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti.